Una vera e propria guerra dell'acqua sulla pelle dei cittadini, a colpi di carte bollate, denunce e sentenze, quelle tra Girgenti Acque, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, e il Voltano ente acquedottistico. Una battaglia legale che da 45 giorni ha lasciato i rubinetti a secco per numerose famiglie residenti nelle zone di Aragona, Favara e la zona alta di Porto Empedocle, con pesanti ripercussioni e disagi facilmente intuibili. Il consiglio d'amministrazione della società Voltano ha inoltrato alla Procura della Repubblica di Agrigento lo scorso 18 novembre atti e documenti relativi ad una delicata controversia giudiziaria in atto con Girgenti Acque. Quest'ultima, infatti, secondo l'accusa, dalla fine del 2012 ad oggi ha posto in essere una serie di attività a danno della Voltano, non curante degli interessi erariali da questa portati, con le condotte che si riassumono nella richiesta illegittima di consegna degli impianti e di trasferimento delle utenze rimaste invece nella titolarità della Voltano, nell'interruzione illegittima delle forniture d'acqua e la contestuale sostituzione arbitraria ed altrettanto illegittima, sottolinea la Voltano, nei confronti dei relativi alle utenze rimaste di competenza della società acquedottistica, vicenda per la quale il Tribunale di Agrigento, con provvedimento d'urgenza del 5 ottobre 2013, ha già accolto integralmente le domande della Voltano, censurando le condotte di Girgenti Acque. Punto cruciale dello scontro tra le due società è l'intimazione di pagamento di presunti ed ingenti crediti vantati da Girgenti Acque nei confronti di Voltano e la negazione di crediti da quest'ultima a sua volta vantati nei confronti di Girgenti Acque, che ha portato la società acquedottistica a promuovere in questi giorni un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Agrigento per l'accertamento degli effettivi rapporti di dare e avere tra le parti. E intanto i cittadini di Porto Empedocle, residenti nella zona alta della città, quella ricadente nella zona servita dalle condotte del Voltano, le vere vittime, insieme agli altri residenti delle zone interessate di questo disagio, si sono rivolti al commissariato per porre denunce e richiedere un incontro con la prefettura, che si è posta favorevole all'incontro, nell'auspicio di una veloce e tempestiva risoluzione dello spinoso problema.